Campiello e Mostra del Cinema. Al Lido di Venezia parte la stagione dei grandi eventi. Il premio letterario di Confindustria del Veneto, per l'8ª volta, ha fatto tappa a Lausanne, Ungaria, recentemente restaurato. E l'abbraccio del pubblico e dei lettori è stato davvero caloroso. L'incontro, ben condotto dal vaticanista Ignazio Ingrao, ha visto protagonisti 4 dei 5 finalisti della cinquina. Il gioco di Santa Oca di Laura Pariani, La nave di Teseo, La vita dispari di Paolo Colagrande e Einaudi Editore, Carnaio di Giulio Cavalli, Fondango Editore e Madrigale senza suono di Andrea Tarabbia, pubblicato per Bollati Editore. Il coordinatore della giornata lidense Davide Livieri commenta così. L'importanza del professor Luzzardo come rappresentante del Campiello come istituzione e i finalisti di quest'anno che, come libri veramente credo che riescano a comunicare non solo passione ma capacità di riflessione e crescita personale. Particolarità molto gradita della tappa lidense è stata la presenza tra il pubblico di un gruppo di giovani studenti dei licei cittadini che hanno potuto porre le loro domande e curiosità varie agli autori. L'assessore comunale lidense Michele Zuin ha portato il saluto dell'amministrazione cittadina. Volevo ringraziare il dottor Ingrao, l'organizzazione del premio Campiello perché continua da qualche anno a scegliere questa sede che per noi è importantissima per questi incontri estivi e che ci permette di conoscere gli autori e i loro libri prima della grande serata finale.